Signore e signori, grazie per essere qui, un grazie molto particolare, questo di oggi. Io prima di entrare nel merito di questa importante cerimonia vorrei però dirvi qualcosa, spiegarvi perché oggi siamo qui. Pochi giorni fa quest'aula, come gran parte di questa città, le nostre isole, il litorale, era sott'acqua. L'acqua era entrata e ha danneggiato l'impianto elettrico, rovinato permanentemente l'impianto di continuità, comunque danni che sono nulla rispetto a quello che è avvenuto altrove. In pochissimo tempo, credo poco più di 48 ore, abbiamo liberato la sala dall'acqua, aggiustato l'impianto elettrico e ripareremo anche il gruppo di continuità. Siamo stati costretti, come tanti fuori di qui, a sospendere la nostra attività per qualche giorno. L'abbiamo fatto per 2 giorni. Cosa che non succede mai, diciamo. E ci siamo sentiti a disagio. Ci siamo sentiti a disagio perché ci siamo sentiti in colpa verso tutti coloro che ci seguono e lo fanno con grande passione e con grande intensità nel corso dell'anno. Sono migliaia di persone, 15.000 in un anno che entrano in queste sale a vario titolo e partecipano alle nostre iniziative. Ci siamo sentiti come la sentinella che lascia il posto di guardia. E ci siamo anche guardati intorno e abbiamo visto che questa città reagisce con coraggio, diciamocelo, che è la verità. I cittadini vuotano l'acqua dalle loro case, cambiano i mobili, sostituiscono quello che è stato rovinato, i commercianti rimettono a posto i loro negozi nel più breve tempo possibile, i professionisti anche. Tutta la città sta reagendo con grande coraggio. E i giovani prima dei licei e poi tutte le scuole che partecipano anche loro a questa grande azione di solidarietà collettiva, aiutando chi ha bisogno, a spostare le cose, a liberare i magazzini. Insomma, la città sta reagendo. E allora ci siamo chiesti, come Ateneo Veneto, come appunto sentinella che ha lasciato il suo posto per 2 giorni, cosa dovevamo fare. E allora la risposta è stata molto semplice: dobbiamo fare come fanno tutti, cioè fare il nostro dovere. Andare avanti, tenere fede ai nostri impegni verso questa città, verso i suoi cittadini, tenere fede ai nostri impegni verso le nostre attività culturali che portiamo avanti in questa sala, in questa sede, da più di 200 anni. Ecco perché oggi siamo qui. Ho sentito Mariano Carraro e abbiamo deciso, fra virgolette, di rischiare di tenere questa importante cerimonia, pur tra le tante difficoltà che potevano esserci per la partecipazione. Timore che per fortuna la vostra affettuosa presenza oggi ha completamente vanificato. Per questo vi ringrazio, per questo oggi siamo qui. Signore e signori, sono lieto di aprire la cerimonia di consegna del premio Torta per il restauro architettonico e delle relative menzioni d'onore per l'anno 2019. Io saluto le autorità presenti, il Presidente degli Ordini degli Ingegneri Mariano Carraro e del Collegio Maurizio Pozzato. Senza il vostro sostegno questa importante iniziativa non potrebbe aver luogo. Però prima di entrare nel vivo di questa cerimonia, io devo fare qualcosa che sento profondamente. In qualità di Presidente di un'istituzione che da oltre 2 secoli accompagna con grande passione tutto quello che avviene nel nostro territorio, io desidero esprimere la massima e più sincera vicinanza a tutti coloro che a Venezia, nelle isole, lungo il nostro litorale, sono stati così duramente colpiti dalle eccezionali maree che si sono verificate il 12 novembre e i giorni successivi. Sono stati eventi dolorosi, penosissimi, eccezionalmente forti e prolungati, che infatti continuano, speriamo, in misura minore anche adesso, che ci hanno ferito nel profondo dell'animo e hanno inferto enormi danni materiali alla nostra città, che è già umiliata dai tanti problemi che la assillano. Patrimonio, diciamo, fisico, ma anche il patrimonio architettonico. E queste ferite al patrimonio architettonico e artistico sono qualcosa che noi non dobbiamo né possiamo tollerare. Questi eventi ci hanno detto una cosa che noi in fondo nel nostro cuore sappiamo, ma che avevamo forse un po' rimosso. Ci hanno detto che la nostra Venezia, come oggi è, potrebbe in un giorno non lontano non esserci più. Una cosa semplice ma assolutamente drammatica. Se Venezia scomparisse
ripresa dall'acqua, dai ghebi, dalle velme, sarebbe la sconfitta della nostra civiltà in senso più ampio, ma sarebbe soprattutto anche la sconfitta di tutti noi suoi abitanti, che abbiamo la fortuna ma anche la responsabilità di vivere in questo luogo così straordinario. Ecco perché insieme al dolore e alla vicinanza affettuosa a chi in questo momento sta soffrendo, io sento anche il dovere civile di rappresentare anche lo sdegno morale di tutti i veneziani e di tutti coloro che amano Venezia, non solo i veneziani, che dal lontano 4 novembre 1966 hanno assistito a maree, queste sì, vere, di chiacchiere inutili, di scelte politiche che sono state definite risolutive più volte, come il Mose, che sono state sviluppate nell'arco di lunghi, inaccettabili decenni, intollerabili tempi, e che per di più sono stati portati avanti tra casi di incompetenza e di vergognosa corruzione. Io credo che di fronte a questa situazione, che oramai ha il sapore di un ultimo appello, noi cittadini coscienti, responsabili, dobbiamo lasciare da parte le inutili polemiche, che sono anche autodistruttive del nostro tessuto sociale, e dobbiamo affrontare insieme il futuro che incombe. Abbiamo perso troppo tempo e il tempo non c'è più. Solo una visione politica lungimirante di questi problemi, che sia però sorretta dal consenso della società civile e che sia accompagnata da capacità amministrative adeguate, possono garantire la sopravvivenza di questa città e far sì che i suoi abitanti, che siamo noi, che sono i tanti fuori da quest'aula, invece di restare spettatori passivi del suo declino, diventino attori consapevoli della sua salvezza. Vengo ora al premio Torta, che è l'oggetto del nostro incontro. È stato istituito 40 anni fa in memoria di un grande cultore del restauro del patrimonio edilizio di questa città, l'ingegner Pietro Torta, e vuole premiare personalità italiane e straniere che si siano distinte nel promuovere, progettare, dirigere o realizzare opere di restauro nell'ambito della città metropolitana, ambito geografico al quale è stato esteso quest'anno per la prima volta. Il premio intende segnalare alla pubblica attenzione personalità che abbiano in misura eminente ottenuto risultati in tale campo, ma vuole anche stimolare una riflessione più ampia sul significato che assume il concetto di restauro nelle complesse società moderne. Tale riflessione quest'anno, grazie all'allargamento geografico all'intera città metropolitana di Venezia, che è un'area straordinariamente ricca sul piano architettonico e sul piano culturale, assume un rilievo particolarmente significativo e stimolante. Io per questo ringrazio la Commissione, che ha lavorato molto e bene sotto la sicura guida di Paola Marini, della sua Presidente. Ringrazio ancora una volta l'Ordine e il Collegio degli Ingegneri di Venezia per il sostegno prestato a tale iniziativa e per il sostegno che presteranno alle prossime. E auguro a voi tutti una piacevole presenza all'Ateneo Veneto. Grazie ancora per essere venuti qui oggi con noi. Chiamo sul podio il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Grazie al Presidente dell'Ateneo Veneto, Giampaolo Scarante. Sì, ecco, allora tolgo il telefonino. Rinnovo appunto i ringraziamenti al Presidente dell'Ateneo Veneto, Giampaolo Scarante, e devo dire che sposo interamente quello che lui ha detto, veramente a 360 gradi. Se noi siamo qui oggi lo dobbiamo a lui, lo dobbiamo all'Ateneo Veneto, che ha voluto mantenere, si è impegnato per mantenere la funzionalità della sede in un momento assolutamente critico. Però, come diceva il Presidente, anche l'Ateneo Veneto, come tutta la città, si sono rialzati subito in piedi. Naturalmente i primi giorni non possono che essere particolarmente critici, non ho più il cellulare, non so cos'altro sto facendo. Sei elettrico.
E quindi ecco, ringrazio soprattutto anche tutti voi che avete voluto essere presenti qui oggi, superando, peraltro questa mattina devo dire, non grandi difficoltà, perché fino a un'ora e mezza fa non c'era ancora l'acqua alta, ma non so adesso come sia la situazione, quindi credo che dovrete rimanere qui per un po' e quindi vi auguro una buona permanenza. Venezia si deve assolutamente rialzare, l'ordine degli ingegneri, ne parlavamo un attimo fa insieme con il collegio e anche col presidente dell'Ateneo, col presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, stiamo pensando a qualche iniziativa importante per dare un sostegno il più tangibile possibile, naturalmente nei limiti che l'ordine e il collegio e il Consiglio Nazionale Ingegneri possono dare in situazioni come queste e che riguardano sostanzialmente la competenza che hanno gli ingegneri nell'affrontare situazioni di questo tipo. Competenza che ci è stata insegnata dall'ingegner Torta, che è stato presidente del nostro ordine, che si è impegnato attivamente in una serie di opere che riguardano questa città, che è una città unica al mondo, non è banale ricordarlo, ma è bene ricordarlo soprattutto in queste occasioni, e quindi direi che tutto sommato cade proprio in un momento significativo anche l'assegnazione del premio. Non mi addentro nei dettagli perché avremo modo poi dopo di vedere la concretizzazione di quelli che sono gli intendimenti dell'ordine, del collegio e dell'Ateneo sull'importanza, sulla significatività per la nostra città del premio e sul coinvolgimento che c'è stato a livello territoriale, ripeto, lo vedremo nel corso della prossima ora. Quindi ringrazio anch'io la Presidente Marini che ha condotto i lavori della Commissione con competenza e con fermezza, ma anche con grande gentilezza, e quindi è una dote che apprezzo molto e sono sicuro che apprezzerete anche voi il lavoro che è stato fatto dalla Presidente e dalla Commissione per il premio. Quindi grazie ancora a tutti e auguro buon lavoro nella giornata di oggi. Grazie. Buongiorno, allora sono ingegnere Bozzato, Maurizio, presidente del collegio. Allora, il collegio si associa ovviamente anche a tutto quello che è stato detto finora riguardo alla città e quant'altro. Ricordo per chi non lo sapesse che il collegio affianca l'ordine degli ingegneri di Venezia con iniziative parallele e volte più alla cultura, quindi la professione vista anche da un punto di vista culturale è quello che è il nostro obiettivo. Quindi a maggior ragione questo premio noi lo sentiamo molto, molto nostro. Sono 20 anni che lo sosteniamo anche economicamente, tra l'altro, sono 20 anni. E quindi siamo ancora convinti, anche con rinnovato orgoglio vogliamo sostenerlo, anche perché siamo convinti che il premio rappresenta per la categoria nostra ha un significato particolare, la presenza degli ingegneri nel campo del restauro. D'altra parte è intitolato a un ingegnere che ha lavorato molto nel campo del restauro. Detto questo, volevo dire una cosa. Mi sono guardato indietro, io sono seduto a questo tavolo per la terza volta, fatalità, ho guardato un po' indietro e devo dire che ho vissuto proprio la crescita anche, cioè questo non è un premio che resta fisso e inviolato, anzi dopo l'edizione del 2015 ci siamo riuniti e abbiamo fatto proprio
revisione, una piccola revisione dello statuto. In quell'occasione proprio è venuto fuori, e questo è dipeso principalmente dal dibattito che è sorto in seno alle commissioni, quindi io ho vissuto più commissioni all'interno delle quali sono rappresentati studiosi e professionisti che portano la realtà come avviene, cioè portano l'esperienza di rinnovamento che avviene anche negli interventi. Per cui abbiamo fatto quella piccola aggiunta, anche breve, sono poche parole, quindi estendendo il campo del restauro, cioè declinando meglio un po' anche quello che significa restauro, per tener conto appunto di quello che avviene anche nella realtà. E quindi abbiamo allargato in qualche modo il campo del restauro non solo al comparto edilizio, ma anche a quello ambientale, infrastrutturale e soprattutto, come era stato detto, abbiamo allargato anche alla città metropolitana. C'è un sottile, vuol dire andare incontro a quella che era l'idea della grande Venezia, no? Nel secolo scorso, quello che è avvenuto, l'espansione di Venezia verso l'entroterra, che ha una storia. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, il primo cordone ombelicale tra la Venezia insulare e l'entroterra era stato la ferrovia, il secondo all'inizio del secolo scorso è stato il ponte stradale. Perché lo dico? Perché tra un paio di settimane noi faremo un interessante convegno qui nella stessa sala sulla figura dell'ingegnere Miozzi che ha costruito il ponte. Scusate, ho approfittato di questa occasione. Ecco, detto questo, quindi abbiamo avuto la possibilità appunto di andare anche a vedere tutto quello che c'è anche nell'entroterra. Detto questo, niente, volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio anche il Presidente della Commissione che ci ha guidato con grande esperienza, è stata una bella esperienza, io dico la terza volta, quindi a maggior ragione devo ringraziare, è stata una bella esperienza e bisogna allargare in qualche modo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato, quindi io allargo a tutti i progettisti, a tutti i tecnici che hanno lavorato, i direttori di lavori e senza dimenticare poi tutte le maestranze che hanno contribuito a realizzare quelle opere che dopo noi andiamo a esaminare e anche a premiare. Ultimo messaggio, lo dico gli ingegneri su quello che possono essere le proposte che vengono fatte anche dagli interventi che sono stati esaminati e premiati, gli ingegneri, come abbiamo concluso anche nella nostra cosa, ci sono, quindi vogliamo essere presenti. Grazie. Buongiorno a tutti. Mentre condividevo con il Presidente dell'Ateneo Veneto, i Presidenti dell'Ordine il Collegio degli Ingegneri, la decisione sull'eventuale spostamento della giornata di oggi, avevo in fondo dentro di me un senso di scoramento. Pensavo che null'altro si potesse fare in questi giorni che pulire, lavare e asciugare, ma anche questo credo che sia un modo per partecipare a questo dramma che ha colpito la città quando credevamo che l'Acqua Grande del 66 fosse storia e la ricordavamo, studiavamo e celebravamo come storia, mentre capiamo che oggi è il nostro presente e che vanno rinnovate le forze, un impegno anche di una generazione, come ha detto il Presidente, a cui si sono associati gli altri promotori del premio, per cercare di trovare una soluzione che sia una soluzione allargata e che tenga conto di tutti i valori che riguardano anche l'equilibrio della laguna, che non siano solo concentrati su un oggetto che ci dovrebbe salvare, così come un uomo forte che ci dovrebbe salvare, ma che nascano da una visione coordinata e organica, e che sia fatto di piccoli comportamenti, di grandi progetti, ma che sia veramente condiviso a tantissimi livelli. Bene, sono contenta di essere qui oggi e dire che anche nella mia vicenda personale il premio Torta ha una grande importanza, perché sono arrivata a servire lo Stato come direttore delle gallerie dell'Accademia 4 anni fa. La prima cosa
E il primo atto di quella mia esperienza veneziana è stato essere qui a ricevere il premio Torta assegnato a Tobias Scarpa e a Renata Codello per il restauro del Complesso della Carità. L'anno scorso ho dovuto terminare con una certa sorpresa e qualche anticipo il mio lavoro alle Gallerie dell'Accademia e gli amici dell'Ateneo di cui faccio parte mi hanno subito chiesto, per evitare che sentissi un senso di vuoto, di occuparmi del premio Torta, che ogni anno deve tenere conto di scenari leggermente diversi. E proprio esaminando quello che è avvenuto nel biennio precedente nel campo del restauro architettonico, ma anche, e lo ha sottolineato molto bene Maurizio Pozzato, nel campo del recupero ambientale e infrastrutturale. E quello che a noi è sembrato di capire è che, ad eccezione dell'importantissimo intervento a cui è stato assegnato il premio, non è stato realizzato molto. Dobbiamo ammettere che il premio Torta registra quella che è una situazione di crisi in questo settore che si protrae ormai da molti anni, rispetto alla quale questo oggetto del premio si segnala proprio per la sua eccellenza. L'altra variabile importante è già stata ricordata, ma facciamone ancora una menzione, è il fatto che si è voluto allargare i confini del premio da Venezia, città storica, alla città metropolitana, in linea con quelli che sono gli infiniti legami geografici, storici, economici, amministrativi, e che costituisce un punto di riferimento molto molto importante. Di rispetto a questo, in un premio dove non esistono autocandidature, ma dove è la commissione a dover prendere l'iniziativa, la commissione si è fatta veramente, si è impegnata moltissimo a cercare di non perdere delle informazioni, e quindi, su suggerimento del segretario scientifico, l'architetto Mauro Manzelle, è stato avviato una ricognizione sull'esperienza del report 2017 sul restauro, che era stata promossa dalla Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto. A questo prima banca dati si è unito il lavoro di ricognizione dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio degli Ingegneri. Ma non sembrandoci sufficiente, abbiamo anche attivato, l'Ateneo ha deciso di attivare una convenzione con lo IUAV, che ha portato all'incarico ad un tirocinante, Federica Carollo, la quale ha, credo utilmente per il suo percorso formativo, seguito i lavori della commissione, ma ci ha anche aiutato nel raccogliere una banca e implementare una banca dati importanti che vogliamo a tutti i costi serva alla prossima edizione del premio, in modo che questo lavoro guardi al futuro, non solo a quello che è avvenuto nel biennio precedente, e possibilmente, questo è un auspicio, sapete che il premio è biennale, l'anno in cui il premio non viene assegnato si possa svolgere un'iniziativa di approfondimento e confronto sul tema specifico. Voglio ricordare tutta la commissione: Claudio Bertocco, formata in ordine rigorosamente alfabetico, Mariano Carraro, Gianmario Guidarelli, il segretario Maura Manzelle, Mauro Marzo, Maurizio Pozzato, Roberto Scibilia, una sorta di memoria storica di tutta la commissione, con il competente e assiduo coordinamento di Silvia Menetto. Il lavoro della Commissione è stato veramente proficuo, un momento di, credo, conoscenza anche per noi che pure facciamo questo lavoro, di confronto, di scambio, e quindi siamo particolarmente grati a chi ce ne ha dato l'opportunità e ci sentiamo per questo profondamente responsabilizzati. Mai come quest'anno il premio ci ha indotto a interrogarci su cosa significa restauro oggi, sulle sue diverse declinazioni, motivazioni, funzioni e ricadute nella società. Una società che sappiamo ha davanti a sé sfide appassionanti, ma anche rischi allarmanti. All'interno di un contesto come quello metropolitano di Venezia,
che, essendo contrassegnato da un eccezionale patrimonio architettonico e culturale vivente, non museificato, ha il diritto-dovere di svolgere un ruolo di laboratorio anche in quest'ambito. Non a caso porta il nome di Venezia il portolano della nostra navigazione, la carta del restauro stesa da Roberto Pane e Piero Gazzola nel 1964, e sarebbe bello che si fregiasse del nome di Venezia anche un nuovo documento sulla vita dei centri storici costretti a confrontarsi con le trasformazioni climatiche dell'ambiente naturale antropizzato, sul turismo in continua crescita, sulla perdita di popolazione residente, su nuove forme di lavoro e di imprenditoria che riguardano chiaramente in primis Venezia, ma che riguardano anche numerosi altri centri storici anche in Europa. Allora, proprio tenendo conto di questa pluralità di istanze, la Commissione ha lavorato non solo sul premio, a cui arriveremo tra poco, ma anche su delle menzioni che assumono per noi un valore particolare. Uno, ad esempio, è un caso, poi verranno lette le motivazioni, di un luogo, di un bene così vasto che è assolutamente fuori scala rispetto alla sua comunità di riferimento, oppure rispetto alla comunità che vede il riferimento in quel bene artistico e architettonico. Se guardate, è una situazione comune a quella dell'intero patrimonio culturale del nostro paese, sproporzionato rispetto al nostro paese. Bene, con impegno questa comunità ha messo in piedi un piano, questa amministrazione ha messo in piedi un piano, un progetto, lo sta realizzando e ha già visto i primi risultati. Un altro caso è quello di un nobile e raro dal punto di vista tipologico edificio storico veneziano, una chiesa che già in passato ha ospitato memorabili eventi culturali e che però da anni non trovava una sua destinazione, e che attraverso una convenzione tra il comune proprietario e una associazione privata ha trovato una destinazione che durerà 10 anni, che sarà aperta a tutto il pubblico e che concilierà la ricerca su temi ambientali, che è veramente cruciale nel nostro momento, insieme con quella della ricerca artistica contemporanea. Infine un restauro classico, come quello che in passato è stato conferito a vari esempi, perché se voi leggete la storia di queste 35 edizioni del premio, vedete che in un primo momento sono state premiate soprattutto degli esseri umani, degli uomini, e il primo premiato nel 1974 è Sir Ashley Clark, l'ex ambasciatore inglese in Italia, che risiedeva allora a Firenze e che dopo la grande inondazione del 1966 decise di trasferirsi a Venezia con sua moglie e divenne l'anima di quel grande movimento che portò alla costituzione dei comitati privati internazionali per Venezia. Successivamente ci si è allargati, si è passati dalle persone ai monumenti, e gli interventi si allargano sempre di più, come quello a cui quest'anno va il nostro premio, che non è più solo un intervento singolo, ma che è un intervento riparatore e di restauro di un intero brano della città metropolitana. Credo di avere detto parecchie delle cose che avevo da dire. Voglio solo riflettere ancora sul fatto che dietro ognuno di questi interventi c'è una visione di presente e di futuro, e c'è una visione che supera l'edificio monumento e che fa un riferimento diretto alla comunità,
a una comunità di esseri umani, a un villaggio, a una città metropolitana e ancora più grande. Bene, noi auguriamo a tutti loro che il loro progetto abbia successo e dicevo, l'intervento, forse non ho parlato abbastanza dell'intervento di restauro classico, laddove ci ha colpito il fatto che si tratti di un edificio che impiega un materiale rarissimo a Venezia, che ha richiesto moltissimi interventi di restauro nel tempo e per il quale è stato messo in piedi un gruppo di lavoro estremamente articolato e qualificato e che ha trovato un sistema di documentazione dei dati che faciliterà moltissimo gli interventi futuri. Perché noi tutti ci dimentichiamo della manutenzione, ma noi tutti siamo consapevoli della sua importanza e soprattutto in un caso delicato come quello di questo edificio sappiamo che inevitabilmente ci sarà un ritorno un ritorno manutentivo. Bene, dicevo che a tutti i premiati, menzionati e premiati, auguriamo che la loro visione di presente e di futuro, il progetto proprio civile e sociale che sta dietro la loro visione abbia successo. Il premio, una piccola cosa in termini materiali, vogliamo che sia un riconoscimento di questa comunità e un invito e un augurio per il futuro. Grazie. Adesso chiamo il segretario scientifico del premio, l'architetto Mauro Manzelle, alla cui cura insieme con Silvia Menetto si deve anche la bella pubblicazione, non dovrei dirlo io, la pubblicazione di cui siamo soddisfatti che avete in mano, per leggere la prima menzione. Buongiorno. Menzione d'onore al Comune di Venezia e a Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Privat Stiftung, TBA 21, per il processo di restauro e riuso della chiesa di San Lorenzo a Venezia, attivato tramite una convenzione pubblico-privato che assicura ad un edificio poco conosciuto e di rara tipologia un uso consono, imperniato su temi culturali e ambientali di stringente attualità. Chiamo a ritirare la menzione per il Comune di Venezia il vice sindaco del Comune Luciana Colle e David Rankovic, direttore di Ocean Space. Lascio la parola per 2 parole di ringraziamento. Vice Sindaco. Grazie. Grazie a tutti. È la prima volta che mi capita di prendere una menzione a nome dell'amministrazione ed è difficile pensare che possa succedere perché qua c'è stato un lavoro, diciamo, di gruppo in sinergia col privato. Non è un'amministrazione asettica che guarda solo la burocrazia, perché si fa presto, l'immobile è del comune, si fa, si ragiona, si vede il progetto, sì, la sovrintendenza, no, non mi interessa, no, è stato un continuo lavorio e un continuo scambio di telefonate, di mail con l'avvocato Franco, un delirio di situazioni perché questo no, l'altro sì, però un continuo dialogare perché è importante questo, quindi apprezzo moltissimo il fatto che si sia capito che tra pubblico e privato si può fare bene se uno ha la testa di volerlo fare bene e quindi io veramente vi ringrazio per aver capito questa nostra procedura che abbiamo messo in atto e che speriamo anche in futuro si possa ancora attuare. Grazie ancora. Buongiorno, io sono David Rankovic, sono il
Director di Ocean Space qui a Venezia, che è la nuova istituzione a San Lorenzo. Questa menzione è un grande onore per noi e noi siamo molto contenti di poter istituire questo spazio alla città dopo quasi 100 anni di chiusura. Il nostro obiettivo con Ocean Space è di occuparsi esclusivamente dell'oceano e dei problemi dell'emergenza estrema climatica, e dopo gli eventi degli ultimi giorni questo ci sembra ancora più importante. Volevo ringraziare tutti, il presidente dell'Ateneo, la commissione e in particolare la presidente Paola Marini, tutta la squadra che si è occupata del restauro, Studio Pianon, Giornata Rizzi, l'Ares e anche e soprattutto il Comune, perché è stato un lavoro veramente collaborativo e molto successful. Grazie. Bene. Adesso invito l'ingegner Mariano Carraro a dare lettura della seconda menzione, che è relativa al restauro della facciata di Santa Maria di Nazareth detta Gli Scalzi. La menzione d'onore va al team di progettazione e realizzazione dell'intervento di restauro conservativo della facciata della chiesa di Santa Maria di Nazareth a Venezia, meglio nota come Chiesa degli Scalzi, per l'esemplare integrazione di diverse discipline e in particolare per il preciso e aggiornatissimo metodo di documentazione dei lavori che consentirà un efficace reperimento dei dati anche in caso di futuri interventi. Invito sul palco l'architetto Ilaria Forti, che è stato direttore dei lavori di questo intervento. Eravamo in due direttori dei lavori. Ecco. Io sono subentrata nel biennio. Ringrazio moltissimo l'Ateneo Veneto, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio degli Ingegneri per questa riconoscenza, per questo premio che ora più che mai riempie di orgoglio. Mi associo alle parole del Presidente Paola Marini e direttore dell'Ateneo Veneto. Venezia va conservata, tutelata, rispettata, e in un momento così delicato questo premio sottolinea il nostro ruolo, il nostro limite delle possibilità, e diventa una promessa, e quindi il motivo per cui noi abbiamo cercato di documentare il più possibile il nostro intervento, in modo tale che qualsiasi intervento di conservazione successivo sia facilitato per la conservazione del bene culturale e l'inestimabile valore della chiesa di Santa Maria di Nazareth. Ringrazio tutto il team che ha partecipato, perché ogni lavoro non è fatto dall'architetto, dai direttori dei lavori, ma è fatto da più persone. Grazie. Quindi. Una foto tutti insieme. Sono venuto da solo. Allora, lettura della motivazione per Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Menzione d'onore al Comune di Santa Maria di Sala per il considerevole impegno profuso nella conservazione di Villa Farsetti, bene architettonico di grande importanza per le dimensioni e per il ruolo territoriale, avvertito come identitario della comunità locale,
attraverso una serie di coordinati interventi di recupero dell'edificio e delle sue pertinenze, cui si è dato avvio raggiungendo già risultati apprezzabili. Invito sul palco l'assessore ai lavori pubblici del Comune, Francesca Scatto. Bene, inutile dire che è un ringraziamento veramente sentito quello che mi sento di fare, ma mi perdonerete perché io devo ringraziare anche chi ha reso possibile negli anni la continuazione di un progetto in cui le amministrazioni hanno creduto. Io mi sento veramente di ringraziare l'architetto Stocco, che è qui presente, il geometra Carlo Paiaro e l'architetto Bottura, che si è occupato dell'esecuzione poi dei lavori, e non sono certo, come potete immaginare, dei lavori che possono essere eseguiti da chiunque, ma solo da persone esperte. Vorrei anche per una volta spezzare una lancia in favore delle amministrazioni in generale, nel senso che molte volte la burocrazia sembra avere sempre il sopravvento. Ebbene, io credo che questa menzione sia proprio la dimostrazione che non sempre è così, perché quando le cose, come diceva il vice sindaco Colle, quando le cose si fanno col cuore i risultati arrivano. Certo, bisogna crederci, e credo che oggi sia veramente anche la dimostrazione che l'arte è di tutti e non appartiene a nessuno. Grazie. Bene, adesso veniamo al cuore della nostra cerimonia, alla lettura della menzione del premio Torta. Seguirà una presentazione del lavoro da parte dei progettisti. Il 35° premio Torta è attribuito all'unanimità all'intervento di M9 a Mestre, grande esempio di restauro urbano nella città metropolitana. La volontà della Fondazione di Venezia, condivisa con l'amministrazione comunale e tutti i principali attori istituzionali, ha trovato attraverso un concorso internazionale forma architettonica e ingegneristica nell'opera dello studio Sauerbruch-Hatton. Da un vastissimo vuoto nel cuore di Mestre, segnato dalle contraddizioni e dalle criticità di un passato recente, si è sviluppato un centro di cultura, lavoro, aggregazione e scambio. Il distretto M9 ha restituito vivibilità e significato ad un'ampia area del centro storico di Mestre, recuperando e attribuendo nuovi valori ad un intero isolato compreso tra le vie Poerio, Brenta Vecchia, Pascoli, a ridosso di Piazza Ferretto. Il Museo del Novecento, di nuova costruzione, è dedicato ad un tema tanto inedito quanto cruciale, il lavoro. Presentato attraverso l'elaborazione multimediale del contenuto di amplissime banche dati appositamente raccolte, il tema è assunto non solo come emblema di riscatto e di libertà, ma anche come strumento di conoscenza e di interpretazione della realtà. Insieme all'edificio museale sono sorti, tramite un cantiere largamente sostenibile, piazze e percorsi pubblici, intessendo un sottile dialogo con gli edifici che connotano ab antiquo questa parte di Mestre. Restaurando tali preesistenze con attenzione,
Il progetto stabilisce nuove gerarchie nella forma urbana e disegna un nuovo sistema di relazioni di continuità con l'intorno e con la sua storia. Si invitano sul palco i progettisti Matthias Sauerbruck, Luisa Hutton e con la collaborazione del project manager Bettina Magistretti. Grazie di essere qui. E il dottor Giovanni Dell'Olivo, presidente e direttore della Fondazione di Venezia. Il nome del nostro studio è quello di SCI, Stefano Di Cerchio di Milano, che ha fatto la protezione strutturale e integrale per noi, e siamo, come si dice, molto emozionali per ricevere questo onore. Molto grazie. Bene, e ora invitiamo i premiati a illustrare l'intervento, in particolare l'architetto Matthias Sauerbruck, che sarà affiancato dal project manager Bettina Magistretti. Thank you very much. Unfortunately, my Italian is not anything as nearly as good as Luisa's, so Bettina Magistretti, who has been the project manager of this project for 8 years and deserves a great part of this honor today, is kindly going to translate. Sfortunatamente, dice Mattias, il suo italiano non è ancora a livello di quello di Luisa, per cui ho il piacere di tradurre le sue parole. Perfect. So I'm just going to give you a very short explanation of the project, and I'm starting with an image which was taken approximately 9 years ago at the beginning of the international architectural competition that was mentioned earlier. Vediamo una breve supervisione del progetto con una prima immagine che è stata fatta forse circa 10 anni fa, quando abbiamo fatto il sopralluogo per il concorso che è stato menzionato prima. You see an aerial view here of the project area of Piazza Ferretto, the center of Mestre, and our site at that time. Si vede la vista aerea del centro di Mestre con Piazza Ferretto e qui il nostro sito. And you can see the convent that has been converted, and there is a number of smaller buildings that were on the courtyard
Some of them, as you can see on the photographs, already fallen down, already ruined, and some of them empty and in disuse for quite a long time. Si vede da una parte il convento e più a sud altri edifici mezzo crollati, piccole strutture e c'erano anche edifici già abbandonati in uso militare. And most of these empty structures had been taken down just before or immediately after the competition, and this is more or less the empty site that at the beginning of the project. La maggior parte degli edifici abbandonati era stato demolito e qui si vede il sito per il nuovo museo liberato da quello che non è stato sotto tutela. You can see that the site was entirely closed off. There were large walls surrounding this because the area, including the convent, was used for military purposes. L'area aveva un muro di cinta intorno e bloccava il centro perché era in uso militare per lungo tempo. You can see also the state of the convent at the time, and also Via Puerio in front of the M9 today. And at the bottom left you can see a historic photograph of Via Puerio, what it looked like at the beginning of the 20th century or late 19th century. Questa immagine invece dimostra lo stato di Via Puerio 10 anni fa con il convento, e anche in basso un'immagine storico con il fiume Marzenego. So again, the convent itself had been used as military barracks, and it was in very bad repair. And you can see the public space in front of it was mostly used for traffic and didn't really offer any kind of place to rest, to stay, to be in public space. Il convento era in uso come caserma e la strada di fronte, la via di fronte, via Puerio, era principalmente una zona di traffico. So it was one of the effects of this private investment in the convent and the whole district that the city of Venice also decided to change the public space in front of the museum and to reinstate the canal as it used to be. Allora era proprio l'iniziativa diciamo quasi privata della Fondazione di Venezia di convertire il convento che ha fatto sì che anche il comune poi ha deciso di riattivare lo spazio pubblico davanti via Puerio. This is what the courtyard of the convent looked like at the time. La corte del convento. And the back side of it, the back elevation. Il fronte di retro. And just one picture of the interior, which was largely destroyed because a lot of rain had come into the building and it had fallen fallow. Questa è solo una immagine dell'interno del convento che è stato in gran parte in pessime condizioni a causa di acque. If you look at this map of the center, our project is right in the middle of it, you see that the urban fabric of Mestre is very young. Only the dark buildings are before 1929, and all other buildings were built later. The lighter the color, the later the building. Se guardiamo questa piantina si vede che la maggior parte del centro di Mestre è costruita nel Novecento, mentre solo gli edifici lì segnalati in scuro sono il centro storico
storico. As a matter of fact, as you are well aware, Mestre, having been the back door of the island of Venice, became more important, or the mainland in general became more important with the investments of the 1960s and 70s in Marghera and the neighboring industrial areas, and quite important buildings were built at the time in a relatively uncompromising way. Come sapete, Mestre era un po' la porta dietro di Venezia, ma negli anni 60-70 con lo sviluppo di Marghera eccetera ha avuto una grande evoluzione. So today, when we look out of the museum onto the fabric of the existing city, it is a little bit like an illustration of the 20th century. It illustrates all the freedom, but also all the kind of chaos, if you like, all the contradiction of the 20th century in its built fabric. E allora quando vediamo oggi fuori dalla finestra della sala didattica verso questo panorama a Mestre, vediamo in un collage tutti questi sviluppi del Novecento con tutte le sue contraddizioni anche. So this was the site as we found it, and this is what we then introduced into the land. Di nuovo, prima immagine, il luogo come lo abbiamo trovato, e nel secondo con l'inserimento del progetto. To us it was a continuation of this, or let's say a kind of subtle or a kind of soft continuation of that collage that is Mestre. Per noi il progetto era un po' lo sviluppo di questa tipologia di collage che caratterizza Mestre anche nel progetto stesso. So wherever you kind of go around the building, you go around the museum quarter, the new museum quarter, you will find little traces, little hints of the new buildings, but there's never a kind of very confrontational composition. Allora quando girate il luogo del museo troverete in vari punti spunti dell'edificio, ma mai una presenza sì, molto forte, molto invadente. The same is true for the interior of the building. Unfortunately, we had to replace almost all structural elements for various reasons, partially because they were not load-bearing anymore, not strong enough anymore, they didn't meet new regulations for earthquakes and similar, partially because also they were contradicting the envisaged use. So what we proposed was a kind of introduction of various modern elements into a historic fabric, which somehow lets the two elements coexist with each other. È un po' come è stato l'approccio a livello urbano di integrare il nuovo nello storico per una convivenza. Lo stesso è l'approccio nel restauro del convento stesso, che in gran parte strutturalmente non era più in forma, diciamo, ma doveva essere rinforzato, e anche qui c'è il dialogo tra nuovo e storico insieme di convivenza. It's illustrating the same point. Questo illustra lo stesso punto di vista, diciamo, di approccio architettonico. For example, here you see the measures for structural stability, which is steel frames that are stabilizing the walls, but they're virtually invisible. And you can also see the necessary installation for air conditioning the spaces that will be used for office and shops and so forth. Qui vedete con questi tellai in acciaio
elementi che sono sia un rinforzo strutturale, sia ospitano i cavedi verticali per l'integrazione dell'impianto meccanico in una maniera molto, molto sottile. At this point, I would really like to emphasize our fantastic collaboration with Stefano Di Cerchio, who is sitting here in the audience, who's been our engineer and also contact architect, and with his team also responsible for all services and technical installations in these buildings and the museum. E a questo punto vorremmo ringraziare tantissimo il nostro consulente e strutturista responsabile per la progettazione integrale, Stefano Di Cerchio, che è qui con noi nel pubblico, a chi He was great. He was great. Exactly. As you can see in this structure, which is a very subtle cover. It's a cover of the historic courtyard. Our clients asked us to cover the courtyard. We decided to place independent structural elements which are not touching the historic building, that are floating above this courtyard, and you can see the elegant structure is thanks to Stefano's contribution. Una richiesta per il progetto era di coprire infine la corte del convento e non volevamo chiuderla, per cui c'è questa struttura totalmente indipendente dalla struttura storica, molto leggera sui pilastri, che vola sopra la copertura esistente. That's similar. So, another point, and I think that is maybe the most important point in the context of this prize, is that, of course, through opening up the site through a kind of diagonal route, we were creating new public space, even though on private land, but it's a public facility that is offered to the citizens of Mestre. Forse questa immagine dimostra nel miglior modo anche il motivo per il premio che riceviamo oggi, dimostra questa apertura di uno spazio pubblico, anche se su un terreno privato, alla città di Mestre. You can see on this drawing how we imagined that particularly the ground floor is opening up in all buildings and is contributing to this space, which is mostly dedicated to pedestrians and bicyclists. In questa immagine vedete forse nel miglior modo come immaginiamo questo flusso continuo di spazi pubblici a piano terra che si allarga anche all'interno degli edifici. So particularly the ground floor of the museum is offering public facilities only. Specialmente il piano terra del museo offre solo funzioni aperte al pubblico. There's of course the reception, the foyer of the museum. Ovviamente la hall di ingresso con la biglietteria. There's a small shop and a small kind of lounge area, sitting area. Il museum shop con un'area di attesa. There's a restaurant. Il ristorante. And there of course is a multifunctional lecture hall which offers the possibility of all sorts of events, from lectures, concerts, presentations, film screenings and so on and so forth. Inoltre c'è questa sala polifunzionale, l'auditorium, che offre una grande varietà di uso sia per il museo sia per esterni. And all of this is always visible from the public, from the street, from the sidewalk, straight into the museum. E questa sala è da tutte le parti visibile anche dall'esterno, sia dalla strada sia dal passaggio pubblico interno diagonale. In our view, the museum is very much part of the public space, but of course the museum and the exhibition spaces are on the floors above.
So we made it, we thought it to be very important to have a very grand staircase, a kind of public staircase, which goes up to the upper floors. Nella nostra visione il museo fa parte dello spazio pubblico della città, ma ovviamente i spazi sono a piani più elevati e per quello volevamo collegarli con questa grande o una grande scala pubblica. And of course, on the way, you enter into the exhibition about the history of Italy in the 20th century, which for us is a fascinating and very interesting show on two parts. Partially because we are being informed about all these facts that we didn't know, half knew about Italy, and secondly because it's a totally new type of museum that is using only digital virtual media. Quando entriamo nella mostra, che è totalmente del Novecento, non è solo che capiamo molto della storia italiana, ma è anche il modo nel quale la storia è presentata che è nuovo, perché tutta la mostra è interamente digitale. And for us it was very important that the architecture that we are providing, like historic architecture, has a kind of very strong material haptic presence, so that there's a contrast between the visual and the digital and virtual kind of world of the museum and the very physical and kind of very haptic museum world on the way in the staircases and public spaces and so on. Un aspetto molto importante nel progetto o in generale era che l'architettura avesse anche una sensazione attica, non solo visuale, in un contesto digitale di oggi. And finally then the upper space, which is open for exhibitions, changing exhibitions, providing facility for all sorts of art events, all sorts of presentations. Finalmente questo è lo spazio all'ultimo piano, illuminato naturalmente, che offre aree espositive per vari eventi. So all in all, it's an infusion, if you like, into this part of Mestre. Already through the change of Via Poerio, and the whole public space in connection to Piazza Faretto has made an enormous change. You may have read in the newspaper that, as a matter of fact, the building that in which we are standing when we took this photograph is going to be possibly transformed into a hotel. The neighborhood is changing in a very positive way because it's being enlivened and it gains a certain importance and attraction that it didn't have before. Forse il progetto ha già cominciato di lanciare questo effetto di rigenerazione e sviluppo e cambiamento per primo con la nuova sistemazione di Via Poerio di fronte al museo, no, di fronte al convento, ma forse avete anche letto in qualche notizia di un giornale che ci sono idee di convertire l'edificio dal quale è stato fatto questa immagine, e anche di cambiare alcuni edifici residenziali intorno. We made certain architectural elements which were very strongly referring to the historic context that we found, particularly these colors, and we translated this into a kind of modern facade with modern materials. Ovviamente ci sono vari riferimenti del nuovo progetto a elementi storici, ma uno è soprattutto quello
di citare i colori della città. And we hope that it will find as many fans as it did at the opening. E speriamo che questa piattaforma colorata, policroma, trovi tanti fan come nell'evento dell'inaugurazione. But ultimately it really is about, the whole project is about public space and the future of this type of public space that has been so exemplary for the thinking about the city for the whole of Europe, as a matter of fact the whole of the world. The traditional piazza and its capacity to absorb all sorts of functions, commercial, cultural, political, and so on and so forth. We know that through various factors this public space is under threat, and we hope that the contribution that we could make here in Mestre will serve as an example for an alternative strategy. Infine tutto il progetto si tratta del tema dello spazio pubblico e sappiamo che come Piazza Ferretto uno spazio vivace che funziona ancora come luogo di incontro è in pericolo nelle città come sono cambiate oggi, ma speriamo che con questo progetto si serves as an example. Un esempio per un'alternativa. Grazie. Let me just finish, not just by thanking our design team and the collaboration that we've had through these 9 years, but also let me thank our clients who have been incredibly loyal. The project was not simple. I mean, there were many ups and downs, and we were working in a truly European team, and the Fondazione di Venezia was always very loyal and very cooperative and very supportive to this project, and I think they deserve a big round of applause. Bene, grazie a voi tutti. Chiudiamo la cerimonia con i nostri rinnovati complimenti ai vincitori e ai menzionati, e invitiamo tutti a salire al piano di sopra, dove potrete fare due cose: ammirare il nostro Tintoretto ritornato da Washington restaurato, che ha ricevuto una nuova installazione, e potremo bere insieme una coppa di prosecco con qualche cicchetto veneziano. Quindi grazie a tutti, viva Venezia e a presto.